Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per il cortese invito. La mia presentazione sarà incentrata sull'approccio multidisciplinare alla valutazione della capacità e ben si ricollega a quanto appena presentato dal dottor San Micheli in merito anche all'ultima questione che ha posto circa il ruolo del medico, circa il ruolo dello psicologo. Io non pretendo certo di dare risposta a questa domanda, però nel contributo che mi accingo a presentare vedrete che di fatto sostengo come nella valutazione della capacità sia indispensabile un lavoro di squadra. Un lavoro di squadra e quindi un contributo di più discipline, quindi non solo legate al medico legale o psichiatra forense o legate all'attività dello psicologo, ma di più professionisti che intervengono. Questo lo vedrete e secondo me un pochino forse vi convincerò alla fine di questa presentazione del perché occorra il contributo di più figure professionali. Per far questo devo dirvi due parole sulla medicina legale, cioè su che cos'è la medicina legale. Alcune cose certamente le saprete, ma magari una rinfrescatina non fa male. La medicina legale si occupa dell'applicazione delle conoscenze mediche al diritto, cioè di fatto la medicina legale studia un fenomeno di natura biologica, quindi un'alterazione psichica, un'alterazione da un punto di vista somatico, in rapporto a delle norme, principalmente norme di carattere penale, norme di carattere civile, ma non solo, perché la medicina legale poi spazia anche in altri ambiti, quando non facciamo riferimento all'ambito psichico. All'interno della medicina legale poi voi trovate tantissime sottodiramazioni della medicina legale, che una volta erano il bagaglio di ogni medico legale, cioè ogni medico legale si intendeva di psichiatria forense, di odontostomatologia forense, di genetica forense e così via. Con il passare degli anni, ognuna di queste discipline, ognuna di queste scienze, ha acquisito una sua dignità e una sua indipendenza, tanto è vero che per fare alcune di queste scienze forensi occorre una formazione specifica, non tanto da un punto di vista formale quanto da un punto di vista della sostanza. Chi si occupa di genetica forense di solito non necessariamente un medico, può essere un biologo. Chi si occupa di tossicologia forense non è necessariamente un medico legale, ma può essere un chimico e così via. Queste scienze biomedico-legali interagiscono tra di loro nel contesto medico-legale, cioè ognuna ha una sua identità, ma poi ognuna dà un proprio contributo alla risoluzione di casi pratici presentati nell'ambito del diritto. Vi dico due parole su alcune di queste sottodiscipline perché mi serve che capiate questo per capire poi quando parleremo di metodologia accertativa nei casi di valutazione della capacità psichica. La psichiatria forense molto banalmente la definiamo come l'applicazione delle conoscenze della psichiatria clinica all'ambito delle richieste del diritto in ambito penale e in ambito civile. Ricordatevi la definizione di medicina legale che vi ho detto. La medicina legale studia un fenomeno di natura biologica in rapporto ad una norma di diritto penale, per esempio, o di diritto civile. La psichiatria forense si occupa di studiare il funzionamento psichico di una persona in rapporto ad una norma, che può essere una norma del codice penale riguardante l'imputabilità, riguardante la circonvenzione di incapace, una norma di diritto civile che si occupa per esempio di interdizione, inabilitazione, cioè tutto quello che riguarda la limitazione della capacità d'agire. La tossicologia forense è un ramo della medicina legale. Cosa studia la tossicologia forense? La tossicologia forense studia le intossicazioni in rapporto ad una legge, cioè intossicazioni o che devono ancora verificarsi, quindi in rapporto per esempio all'esposizione ad una sostanza tossica, o quelle che si sono verificate. Pensate sempre stato di intossicazione, norma. Tipico esempio, guida sotto l'influenza di sostanze psicoattive. La tossicologia forense dà un suo contributo in questo perché va a vedere se un soggetto è intossicato o non è intossicato mentre sta guidando. Questa ha una rilevanza dal punto di vista normativo. Altro ambito di applicazione della tossicologia forense, cioè dello studio delle intossicazioni, può essere per esempio quella della capacità lavorativa. Io non posso lavorare sotto l'influenza dell'alcol, oppure non posso lavorare sotto l'influenza di sostanze, e così via. Questo lo potete vedere, l'intossicazione può avere una rilevanza ipotetica, potenziale. Per esempio, il tossicologo forense analizza una sostanza biologica in grado di produrre un'intossicazione,
sempre in rapporto a una norma. Pensate a un soggetto, magari arrivano i carabinieri in questa stanza, trovano in tasca mia della polvere bianca, questa polvere bianca sembra cocaina. Io prima di essere incriminato, o prima, adesso mi esprimerò in maniera impropria, ma di fatto prima che mi si possa dire che io sono uno spacciatore o comunque sto detenendo una sostanza di tipo illecito, bisogna dimostrare che quella è una sostanza illecita. Chi è che lo dimostra? Lo dimostra un tossicologo forense che fa un'analisi di questa sostanza dal punto di vista chimico. Il tossicologo forense fa un'analisi anche su vivente, quindi preleva dei fluidi dal soggetto vivo, quindi sangue, urina, saliva, capelli, quello che volete, sempre in rapporto ad una norma. La stessa cosa la possiamo fare sul cadavere, dove si va a cercare la presenza di sostanze psicoattive in rapporto sempre a una norma. Se io facessi lo spacciatore, per esempio, io spaccio, ho il mio giro di clienti, uno di questi clienti muore. Se questo cliente muore, io rispondo di spaccio, ma se il tossicologo forense dimostra, con l'aiuto del patologo forense, che questo signore è morto perché la roba che gli ho dato non era roba buona, io rispondo anche di un ulteriore reato, quindi che è l'omicidio come conseguenza di altro delitto. E così via. L'analisi sul cadavere del tossicologo forense può essere anche in rapporto ai casi di doping. Pensate, non so, un ciclista professionista che muore e c'è l'ipotesi che sia morto perché assumeva eritropoietina. Anche in questo caso occorre un contributo del tossicologo forense. La patologia medico-legale, molto rapidamente, è un altro degli ambiti della medicina legale che di fatto va ad analizzare, per esempio, i traumi. I traumi non hanno un significato, come vedremo, solo per il patologo forense, ma vedremo che hanno una ricaduta. Tutte queste cose che vi sto dicendo vedrete che si vanno a iscrivere all'interno di quella che è la metodologia che poi può essere utilizzata nella valutazione della capacità psichica. Ognuna di queste figure che vi ho citato vedrete che svolgerà un ruolo, o potrà svolgere ipoteticamente un ruolo a seconda del caso che avete di fronte. Il patologo forense, nel caso della traumatologia, vi dice molto banalmente se una lesione è prodotta da una certa arma da fuoco, arma da taglio, da quanto lontano è stato sparato un colpo d'arma da fuoco, che caratteristiche hanno le lesività prodotte sul cadavere, se c'è stato un accanimento e via dicendo. Detto questo, ultima sottodisciplina della medicina legale che vi dico è la genetica forense. La genetica forense vedrete che potrebbe interessarci anche da un punto di vista della valutazione della capacità psichica perché può dare un contributo alla valutazione di fenotipi complessi, quindi pensate molto banalmente a comportamenti di natura aggressiva, quindi pensate a tutti quegli studi che vanno a identificare determinati tratti da un punto di vista determinate sequenze genetiche che espongono una maggiore suscettibilità a determinati comportamenti. Questi comportamenti, che potrebbero essere impulsività, aggressività in determinati contesti, potrebbero essere un qualcosa che viene valutato da un punto di vista metodologico nel contesto della valutazione della capacità psichica. Fatta questa breve premessa, vi voglio dire due cose su quella che è la metodologia accertativa e perché la definiamo multidisciplinare. Quando si valuta la capacità psichica, sia che siate in ambito penale, sia che siate in ambito civile, cosa andate a vedere? Andate a applicare di fatto, e questo lo farete già normalmente se svolgete l'attività in ambito forense, andate ad analizzare dei dati circostanziali, vedremo che cosa significa, andate ad analizzare dei dati della documentazione clinica, fate una valutazione diretta della persona, somministrate dei test di psicodiagnosi, farete dei test di laboratorio, vedremo che cosa vuol dire, vedremo chi li fa questi test di laboratorio e che significato hanno da un punto di vista della capacità psichica e potreste fare degli esami strumentali e vedremo chi li fa e come vengono fatti. Alla fine di tutto, dell'applicazione di queste fasi, di fatto voi fate una interpretazione integrata di questi dati, finalizzata a dire che cosa? A dire se c'è una compromissione della capacità psichica, quindi a formulare una diagnosi. Dopo che avete una diagnosi da un punto di vista clinico, come diceva prima il collega San Micheli, iscrivete questa diagnosi da un punto di vista clinico all'interno del contesto giuridico in cui vi state muovendo, penalistico o piuttosto civilistico. Cosa vuol dire esame circostanziale? Esame circostanziale vuol dire andare ad esumere dalla documentazione presente agli atti
che di fatto è quella che vi consegnano nel momento del conferimento d'incarico, sia che sia di parte, sia che sia in un contesto peritale, quindi venga conferito da un giudice, dei dati che vi servono a dire come stava la persona nel momento in cui ha compiuto quell'atto, atto di natura civilistica, atto di natura penalistica, andiamo a vedere come stava quella persona. Quindi di fatto voi andate a vedere che cosa? Indagini svolte dalle forze di polizia, perché prima di arrivare di fatto sono i poliziotti, i carabinieri, sono quelli che arrestano la persona e vi potranno dire indirettamente dei dati che sicuramente da soli non vi fanno diagnosi, ma che però possono aiutarvi, integrati con le altre fasi, a formarvi un convincimento. Quindi verbali di sommarie informazioni, verbali testimoniali, verbali di sopralluogo medico-legale. Rinvenimento in sede di sopralluogo di xenobiotici, per esempio sostanze psicoattive, droghe, nel momento se c'è un evento delittuoso, questo potrebbe avere un suo significato. Questo è un esempio, un caso di stalking, ce ne sono molti, come ben sapete. Questo è un signore che è convinto a un certo punto di essere il padre di una bambina che è concepita all'interno del matrimonio di due persone. Lui aveva stretto amicizia con una signora, a causa del suo lavoro, in ragione del suo lavoro. Trascorre un anno circa dal momento in cui lui non vede questa signora, la incontra per la città, la trova con un passeggino, con una bambina dentro, lui vede questa scena e si convince da quel momento di essere il padre di questa bambina. Inizia una serie di condotte, diciamo, assillanti, di molestie nei confronti di questa signora, nei confronti dei genitori, insomma come classicamente avviene. Da un punto di vista circostanziale, al momento del conferimento d'incarico, cosa viene dato? Viene dato al consulente, vengono dati per esempio una serie di SMS che questo signore mandava a questa signora. Leggendo questi SMS voi potete avere, da un punto di vista circostanziale, un'idea vaga, però sempre un'idea, del funzionamento mentale di questa persona. Ci sono alcune cose su cui vi invito a riflettere, per esempio lui dice: ho fatto un bellissimo disegno sulla facciata dello stadio, domattina passa a vederlo, dedicato a nostra figlia. Dovete sapere che questo signore in questo momento, come poi diranno i carabinieri, comincia instancabilmente a fare tutta una serie di disegni che non hanno ovviamente nulla di artistico, instancabilmente durante la notte, non dorme più e così via. Dopodiché vedete che scrive anche firmato Dio, Dio vero. Cosa vi dice questo del soggetto? Secondo voi stava bene? Sì, si sentiva bene indubbiamente, perché si sentiva Dio. Il fatto di sentirsi Dio cosa vi può dire? Vuol dire che insomma vi fa pensare a qualcosina dal punto di vista del funzionamento mentale. Lo stesso soggetto manda questo SMS, questo secondo me è molto interessante, perché vedete che cosa? Che è un SMS dove di fatto voi avete una serie di assonanze, vedete che le parole vengono accostate di fatto come gli vengono in mente. Vieni subito, vieni Rita, Mario, Benedetta, Rita, Mario, detta, Rita, Mao, detta e così via, non mi soffermo a leggere. Però di fatto questo può essere un po' una verbalizzazione del funzionamento mentale del soggetto. Ripeto, non è un dato che di per sé vi consente di fare diagnosi, ma è un primo tassello che voi andate a raccogliere prima di vedervi la persona. I disegni che lui faceva poi erano disegni tra l'altro con uno sfondo religioso, quindi scriveva Dio piuttosto che metteva delle croci e così via, e quindi anche quello può essere una cosa utile. Quest'altro è un altro caso di stalking, ancora una volta abbiamo una cosa abbastanza tipica, c'è un signore che è convinto di essere perseguitato dai vicini di casa, e questo lo vedrete spesso nella vostra professione, perché i contesti con i vicini di casa sono molto frequenti. Anch'io ho contesti con i vicini di casa, pur non essendo un delirante persecutorio come questo signore, però insomma, quindi in questo caso qual era il problema? Il problema è che questo signore ha cominciato a tirare delle pietre ai vicini, ha cominciato a tirare dei piccioni morti contro i vicini, sassi, oppure ha preso un autoparlante con il quale diffondeva il latrare di un cane in piena notte per cercare di svegliare i vicini. Anche qui dati circostanziali. Dati circostanziali, avete degli interventi delle forze di polizia, polizia locale piuttosto che carabinieri. Cosa vi dicono? Vi dicono alcune cose interessanti, sempre da un punto di vista poi dell'inquadramento diagnostico che voi andrete a fare. Innanzitutto vedete che cosa?
vedete che il soggetto è molto stressato, e quindi questo vuol dire anche, vi dice anche che sta soffrendo, è angosciato, è in estrema ansia. E poi vedete alcuni contenuti di tipo interpretativo da parte del soggetto, se non proprio di tipo allucinatorio. Cioè lui per esempio è convinto che i vicini di casa abbiano un apparecchio ultrasuoni che uccide le galline o disturba le galline, è convinto per esempio un certo giorno il cancello elettrico si rompe e lui da quel momento in poi è convinto che i vicini di casa abbiano un apparecchio per bloccare il suo cancello e così via. Tra l'altro la cosa interessante di questo caso è che lui, questo signore, tira dentro nella sua visione francamente persecutoria, perché poi insomma sarà di fatto un delirio, un disturbo delirante, tira dentro anche i familiari. Lui ha tutta una cerca di familiari che di fatto non aiutano il paziente, anzi lo supportano dicendo, fomentando la sua rabbia contro i vicini, e gli stessi, sentiti poi in separata sede, diranno come ci sia un fondo di verità in quello che dice questo signore, cioè il macchinario che disturba le galline piuttosto che il cancello che si ferma e così via. Vedete ancora quello che vi dicevo, l'angoscia, cioè lui dice che sta combattendo una battaglia, una guerra, lui non riesce più a dormire di notte, cioè si aggira con un bastone davanti a casa perché sta cercando di difendere la sua proprietà. Queste sono delle indagini di sopralluogo sulle quali vado via abbastanza rapidamente, però può essere utile sempre, se voi fate una valutazione in un contesto penalistico evidentemente, questo è un caso di omicidio. È un caso di omicidio in cui c'è una signora che viene trovata morta all'interno di una vasca idromassaggio. In sede di sopralluogo che cos'è che si vede? Che questa signora è all'interno di questa vasca idromassaggio, la vasca idromassaggio è all'interno di un bagno, il bagno è chiuso dall'interno a chiave. Se voi entrate all'interno di questo bagno cosa trovate? Trovate su un lavandino queste cose, trovate un telefono cellulare spento, trovate una custodia di un bisturi vuota, trovate una chiave che apre il bagno e trovate una custodia di benzodiazepine che è vuota. Apparentemente poi cosa trovate anche? Andate a rimuovere il cadavere e trovate di fatto delle ferite da taglio a livello dei polsi. Ferite da taglio che per localizzazione, ma ripeto solo localizzazione, possono farvi pensare a che cosa? A un suicidio molto banalmente. Trovate poi anche dei segni di agopuntura a livello di uno di entrambi i glutei della signora. Di fatto, quindi, quello che noi ci siamo trovati di fronte in questo contesto, che cos'era? Era uno staging della scena del crimine. Si scoprirà a posteriori che poi questo era di fatto un omicidio a tutti gli effetti, omicidio per il quale poi il signore verrà condannato, il marito della signora. Ma la cosa interessante, ecco, non è stata fatta una valutazione della capacità psichica di questo signore, sebbene la difesa di questa persona abbia insistito tantissimo per cercare di portare il tutto sul terreno dell'imputabilità. Tornando a quello che vi stavo dicendo, dati circostanziali perché utili? Perché se voi vedete queste foto, vedete che è stato elaborato un piano, vedete che c'è una premeditazione. Di fatto questo signore ucciderà questa signora con un veleno che lui ha ricercato accuratamente. Dopodiché sceglie delle circostanze di tempo e luogo idonee ad ammazzare questa persona. Chiude la porta del bagno con una seconda chiave, invia degli SMS con quel cellulare che avete visto lì e così via. Vi fate un'idea su come questa persona ragioni. Altra cosa interessante di quel caso era che di fatto che cosa? Beh, intanto il mezzo, ovviamente utilizzare un veleno vi dice qualcosa sulla personalità di questa persona. Lo staging della scena del crimine è una cosa interessante perché c'è tutta una teatralità nel fare questo. Teatralità che vi richiama che cosa? Vi richiama per esempio dei disturbi di personalità, istrionico, una personalità di un narcisista, certamente ci sono queste cose. Cosa interessante è che il pubblico ministero in quel caso cosa ha fatto? In sede di sopralluogo ha fatto una videoripresa di questo signore che ovviamente inizialmente si dichiarava ignaro di questa faccenda e voleva istradare gli inquirenti sull'ipotesi di un suicidio. Quindi lui è arrivato, ha fatto tutta una sceneggiata mettendosi a piangere, disperandosi e così via. E questo sicuramente per un professionista che si dovesse trovare a valutare
la capacità psichica della persona può essere interessante. Questa è un'altra scena di un sopralluogo, non è un evento delittuoso, ma è sempre una staging della scena, cioè un'alterazione della scena in cui si trovano di fronte gli inquirenti. Di fatto una signora anziana che viene trovata a letto, le coperte rimboccate, la signora ha un bel pigiama nuovo, perfettamente in ordine, pulita e così via. Cosa si va a vedere spogliando la signora? Spogliando la signora voi trovate decine e decine di ematomi con una diversa datazione, quindi vedete ancora contributo del patologo forense che vi dice che cosa? Che questa signora ha preso tante botte, passiamo via veloci, non voglio traumatizzarvi, perché vedo che qualcuno non ama, non che io ami ovviamente vedere queste cose, però ci sono più abituato. Quindi cosa vi dice? Vi dice qualcosa, guardare il sopralluogo è importante. Quella slide che vi ho fatto vedere molto rapidamente è un altro caso di omicidio, un soggetto che viene accoltellato più volte. Allora andare a vedere se un soggetto riceve 50 coltellate ha un certo tipo di significato, se poi voi dovete andare a valutare la capacità psichica. Se è un'unica coltellata data quasi per sbaglio, tra virgolette, a livello giugulare, che ti fa morire il soggetto nel corso di una rissa, è un altro conto. Altro conto, il patologo forense vi può dire che cosa? Vi può dire, guarda, ci sono delle ferite da taglio, questo soggetto si è difeso, quindi ci sono delle ferite da difesa attiva piuttosto che difesa passiva, ha tentato di afferrare il coltello, si è difeso mettendo le mani così, tutta una serie di cose che a voi interessano, perché vi ripeto, un conto se io do un veleno alla persona e la uccido, quindi praticamente non sono nemmeno io che uccido questa persona, è il veleno che lo fa. Un conto se gli tiro un colpo d'arma da fuoco in testa, che è una cosa molto rapida e quasi indolore, un conto se gli devo dare 50 coltellate finché questo mi urla di fermarmi. La seconda fase, poi vado via velocemente perché appunto ho poco tempo, su che cosa si incentra? Su un esame di tipo clinico documentale, quindi voi ricavate dalla documentazione clinica, che possono essere cartelle cliniche, valutazioni che vengono fatte dagli psichiatri in sede, degli elementi utili per l'inquadramento del soggetto. Rapidamente poi esame diretto dell'esaminato, su questo non mi soffermo perché è una cosa che riguarda voi, e lo stesso riguarda anche la parte relativa alla somministrazione dei test di psicodiagnosi. Voglio solo spendere 2 parole prima di fermarmi per eventuali domande. Ricordatevi sempre che rientra nel contesto delle fasi di analisi di valutazione della capacità di un soggetto anche un esame somatico della persona, perché l'esame somatico della persona vi può aggiungere un tassello a quello che può essere una patologia di tipo somatico che incide sul funzionamento psichico della persona. Pensate per esempio a tutte le patologie correlate all'assunzione di sostanze psicoattive. Voi sapete bene che all'interno del codice penale, all'interno del contesto della imputabilità, ci sono degli articoli dedicati alle intossicazioni acute piuttosto che alle intossicazioni croniche, piuttosto che allo stato di stupefazione o ubriachezza abituale e così via. Tutte queste cose, queste valutazioni che implicano una valutazione della capacità psichica in correlazione a un'esposizione a sostanze psicoattive, ben si avvantaggiano da una valutazione del soggetto. Se io ho un soggetto che sniffa, molto banalmente, vado a vedergli il naso com'è, vado a vedere se ha le strutture pilifere, se è arrossato, se c'è una perforazione del setto nasale. Se io ho un soggetto tossicodipendente che assume sostanze per via endovenosa, gli vado a vedere se si buca da qualche parte. Se io ho un soggetto che prende anabolizzanti, che sono comunque sostanze che hanno una rilevanza dal punto di vista del funzionamento mentale, che ne so, vado a vedere se è un soggetto che ha una ipotrofia testicolare, oppure se ha una ginecomastia, quindi testicoli piccoli, oppure gli viene il seno se è un uomo, se è una donna gli crescono i peli e via dicendo. Detto questo, poi ci sono i test di psicodiagnosi e gli esami di laboratorio, poi qua mi fermo, eventualmente insomma ne parliamo ancora. Gli esami di laboratorio sono esami che voi, se dovete valutare la capacità psichica di una persona, scegliete sulla base di quello che avete raccolto durante il colloquio con la persona e durante i test di psicodiagnosi. Gli esami di laboratorio non riguardano solo le sostanze stupefacenti, illecite e lecite, ma riguardano anche sostanze che hanno comunque un riflesso sul funzionamento del soggetto. Pensate quindi a un soggetto con alterazioni dal punto di vista tiroideo, alterazioni della funzionalità renale,
malattie sessualmente trasmesse, quindi pensate alla sifilide e così via. Se ci focalizziamo sulle sostanze psicoattive, ricordatevi, come unico messaggio che vi do, che se voi volete avere un'informazione sulla assunzione da parte di sostanze di una persona, volete correlare questa assunzione con lo stato psichico di questa persona, dovete chiedervi quanto indietro dovete andare nel tempo. In buona sostanza, se io voglio sapere come sta una persona in questo momento, gli faccio un'analisi sul sangue. Se voglio sapere se questa persona ha assunto indietro di qualche giorno, settimana, vado a vedergli le urine. Se voglio avere delle informazioni che vanno indietro di più, vado a vedere le matrici cheratiniche, cioè capelli e peli pubici o peli ascellari o quello che volete.